L'ok dei portieri si può riprendere dopo questo time out effettuato grosso modo a metà del secondo tempo. Palla in avanti con Marchetti che ha provato a servire Cutrupi senza riuscirci. Restivo in una brutta situazione riesce comunque a scaricare verso il compagno, prova poi a farsi vedere, la palla è per Melapponi in avanti, chiuso da un ottimo intervento di D'Astolfo, il campanile con cui l'Admaiora ha provato a servire Quadraccia. Simone avanza il numero 8, poi va sulla sinistra da Anastasio che ha preso il posto del capitano Flavio Campanella, uscito per un risentimento all'adduttore. Marchetti, Cutrupi prova ad arrivare in zona tiro, ancora Cutrupi, non riesce però a servire Fiorini, palla troppo alta perché il numero 9 possa intervenire. Cutrupi ancora subisce il fallo calcio di punizione da posizione interessante per il Peperino. Va il numero 8 con il sinistro, impatta la barriera, ancora Simone, questa volta il salvataggio in prossimità della linea di porta. Tolli, buono lo sprint con cui riesce a liberarsi della prima pressione, scarica verso Messina, poi la palla per Quadraccia, con Simone avversario durissimo, riesce a spuntarla Quadraccia, ma eccolo Simone a recuperare un altro pallone e poi a cercare di servire Fiorini, ci riesce, scatta il numero 9, il recupero però del difensore dell'Admaiora, poi il rinvio un po' alla cieca di Podeschi, D'Astolfo, Anastasio, Simone per Fiorini, verso Cutrupi, la sovrapposizione del numero 4, non si completa il triangolo con Tiziano Marchetti, troppo lunga la palla che gli viene restituita da Fiorini. Qualche cambio in casa Peperino che insomma può cominciare a pensare e a vedere concretizzati questi 3 punti. 3 punti vi dicevo fondamentali perché in attesa di Bar Cristal Lazio la squadra di mister D'Amora aggancia i biancocelesti di Benedetti al terzo posto. Una bellissima sfida quella tra queste due squadre per il terzo piazzamento della classifica, perché le due squadre si conoscono, i due allenatori si rispettano e si ammirano molto. E comunque stanno facendo un ottimo lavoro. Peperino lo scorso anno, al primo anno di Serie A, ha sfiorato i playoff, adesso insomma è abbondantemente tra le prime forze del campionato. La Lazio invece, lo ricordiamo, è terza ed è anche neopromossa. Poi chiaramente insomma i biancocelesti hanno fatto un super mercato. Intanto seguiamo qui la conclusione del numero 5 del Peperino. Anche Flavio Colasanti si iscrive alla lista dei marcatori ed è 5-1 per il Peperino La Rustica. Quando entra lui dietro passiamo a 2 e ne muove più. E dunque Peperino che a questo punto ha legittimato il vantaggio, altri 10 minuti da giocare che comunque rimangono abbastanza una formalità, infatti arriveranno altri cambi per il Peperino
mister D'Amora vuole far rientrare Andrea Ascione, ma comunque vuole mantenere alta l'attenzione. Peperino che si è spenta per i primi 15 minuti, poi con estrema facilità ha recuperato e ribaltato una partita che al momento la vede particolarmente avanti nel punteggio di 4 lunghezze 5-1 e soprattutto ancora avanti in attacco, sta per battere un calcio d'angolo. Qui intanto svirgola Cortesi, Fiorini, calcio d'angolo battuto corto, provata la penetrazione centrale, poteva arrivarci Andrea Giovannetti, non è riuscito però a spingere in porta. Cutrupi ancora al recupero, prova con il pallonetto, traversa e poi prova ancora anche Ascione fuori dallo specchio della porta, doppia occasione per il Peperino per il 6-1. Podeschi, adesso per Radmaiora sicuramente la componente psicologica non è proprio positiva, tra l'altro anche la componente fisica, insomma Basso Bondini ha avuto questa sera a disposizione soltanto 8 giocatori che quindi si sono giocati interamente tutta la partita, mentre la Mora ha potuto giocare insomma quella che è una delle sue solite partite a scacchi con tutte le pedine a disposizione. Ben 13 i giocatori avuti a disposizione dal mister del Peperino La Rustica. Su questo campo poi a seguire, dopo questo Peperino Radmaiora, ci sarà Golbet Bacci Immobiliare. Entrambe le squadre spettatrici molto interessate di questo primo match. Adesso il Bacci è chiamato a vincere per mantenere salda una posizione playoff. La Golbet è vero che insomma può rilassarsi sul fronte della salvezza perché l'Admaiora rimarrà a 10 punti, però è anche vero che pensare ad una Golbet che cerchi soltanto la salvezza desta particolari perplessità. Quadraccia intanto, la palla per Tolli, prova a spingere l'Admaiora per rendere questo punteggio un po' meno amaro. Colasanti intanto per Luca D'Astolfo, Cutrupi, bella la verticalizzazione sulla destra con il fisico, prova a mantenere il possesso di palla Andrea Giovannetti, troppo irruento, commette fallo, calcio di punizione per l'Admaiora. Sono 21 intanto i minuti sul cronometro. Buono qui il break di Melapponi che rimane ancora in possesso di palla. Scarica adesso Messina, Quadraccia, avanza il numero 9 dell'Admaiora e si conquista anche una rimessa, anzi no, è lui l'ultimo a toccare la rimessa, dunque è per il Peperino. Fiorini, avanza Colasanti e qui intanto arriva anche la conclusione
fuori dal campo di Andrea Giovannetti, mentre avete sentito forse il rimprovero, insomma, se così si può chiamare, del capitano della Maiora Filippo Maria Cortesi, che ha detto ai suoi, insomma, guardate come gioca il Peperino, guardate quanti passaggi riesce a fare, ed effettivamente, insomma, anche questa sera e anche nei primi 15 minuti, che comunque sono stati di difficoltà, il Peperino è riuscito a costruire diverse azioni. È mancato l'ultimo passaggio, che non manca qui invece con Cutrupi, che ha provato a servire Ascione. L'intervento del difensore dell'Ad Maiora a negare il 6-1 del Peperino. Qui intanto un'altra palla arriva da Ascione, attento però Podeschi, rimessa per Cutrupi, nessuna intenzione di fermarsi per il Peperino, ci prova con questa conclusione dalla distanza di Lorenzo Fiorini, messa in calcio d'angolo da Podeschi. Traiettoria un po' strana qui a metà tra Ascione e Giovannetti. Intanto Melapponi Restivo, Colasanti, verticalizzazione sulla sinistra, si fa vedere Ascione, ancora però Fiorini per Ascione, ci mette il piede Giordano Podeschi. Dall'altra parte l'Ad Maiora, squadre un po' lunghe, siamo sostanzialmente nell'ultimo minuto di gioco, prova a sorprendere Tassone il portiere del Peperino De Eugenio, che butta la palla in calcio d'angolo. Traiettoria esterna con Quadraccia, che però non riesce ad arrivare al tiro, controllo un po' così e così, anche però molto difficoltoso. Fiorini intanto prova ad arrivare in zona tiro, recupera ancora Restivo, che rimane il faro del Peperino, giocatore più concreto. Podeschi, arriva un cross poi di Giovannetti in recupero di palla. Tolli costretto a indietreggiare ancora per la pressione di Ascione. In palleggio poi altra conclusione, questa volta tentata da Tassone. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Soltanto 15 minuti di blackout iniziale per il Peperino, poi arriva il time out e le parole di Damora. Scende in campo un'altra squadra che vince 5-1 con una super prestazione di Simone e tutta la squadra che comunque si mette in luce. 5-1 e terzo posto in attesa di Bar Cristal Lazio.